Bentornati in un nuovo video aggiornamento, iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti meteo. Forti temporali con grandinate annesse e addirittura la formazione di funnel cloud e tornado nel Padovano soprattutto si sono verificati a nord-est e poi sulle regioni adriatiche a causa della discesa di un vortice di bassa pressione di origine atlantica che si è andato a posizionare sul centro-sud Italia portando forti temporali che perdureranno sulla Sicilia orientale, Basilicata e sulla Puglia fino ad inizio settimana. Temperature che rimarranno leggermente sotto la media su quei settori mentre si rialzeranno fino a diventare sopra media con valori massimi oltre i 28 gradi sulla Valpadana con valori minimi ancora freschi attorno ai 15 gradi in pianura. L'anticiclone qui continuerà a rimontare e le temperature continueranno a mantenersi sopra la media fino ai primi giorni di ottobre. Infatti, come notiamo da questa grafica, il vortice di bassa pressione che continuerà a situarsi sul Mediterraneo centro-orientale continuerà ad azionare instabilità sulla Grecia, sui settori quindi del Mediterraneo orientale, garantendo invece la presenza di un solido campo anticiclonico sul centro Europa e sull'Italia, soprattutto sul nord Italia, sulla Valpadana, dove fino a inizio ottobre probabilmente toccheremo picchi di 30 gradi, con caldo intenso quindi e sole protagonista, stabilità assoluta, mentre qualche episodio instabile potrà verificarsi solo lungo le coste del sud Italia ad inizio settimana. Poi l'instabilità andrà attenuandosi anche qui, seppur avremo la discesa di reflui d'aria fresca da nord sulle regioni adriatiche del centro-sud, mentre caldo intenso molto probabilmente ad inizio ottobre. Precipitazioni assenti, quindi nessun fenomeno molto probabilmente fino a inizio di ottobre, ma tendenza da confermare. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti meteo.